Siamo di fronte a un cambiamento anche in Italia? Ma è un cambiamento dovuto. Cioè, quando ci si trova di fronte a una realtà, non è che si può far finta di non vedere. C'è un fenomeno, è un fenomeno chiaro, ed è civile condividere questo fenomeno e capire dove si sta andando e accettare la diversità. E questo è un principio. L'omofobia chiaramente è un danno per tutti, per chi la fa e per chi la riceve, ma l'altro aspetto fondamentale è che non dobbiamo confondere i principi per cui nasce la famiglia tradizionale e i principi attraverso i quali invece nasce una famiglia diversa, perché questo è fondamentale. Io non vorrei che in tutta questa discussione si confondessero le cose, e non perché una, essendo diversa, è meno importante dell'altra, ma perché determinati principi non vengono sommersi da questa sorta di giusta rivoluzione e quindi si perde il senso della direzione. Io sono per confermare il valore della famiglia tradizionale, ma nel senso di accettazione anche di altre unioni che chiaramente non possono essere sovrapposte e identificate dalla famiglia tradizionale. La famiglia tradizionale vuol dire un maschio, una femmina, nella finalità di procreare e di dare continuità al popolo che appartiene, alla nazione che appartiene, all'umanità. L'altra unione è giusta perché i rapporti tra due persone ci devono essere anche gratificati dall'accettazione di chi è vicino a loro, di chi vive nell'ambiente, ma devono essere anche giustificati da una giusta regola e quindi una legge. E questo è il fondamento. Su questo si può discutere, ma io non vorrei, perché ne abbiamo avuto contezza nei secoli passati, che queste cose venissero stravolte. In che senso? Nel senso che abbiamo avuto, uno dei principi su cui è crollato l'impero romano è stato questo. È scomparso il romano classico, che tutto sommato non è stato un grosso danno, ma è venuto meno il concetto di famiglia, e il concetto di famiglia è la prosecuzione della specie umana, nel tipo di organizzazione solidale dove un gruppo si aggrega e assieme ad altre famiglie poi crea un tribù, un popolo, una nazione, tutto quello che vogliamo scrivere dopo sopra, un'etnia, tutto quello che volete. Ma è fondamentale questa. L'altra è altrettanto fondamentale perché due persone che si vogliono bene è giusto che abbiano delle regole e che siano riconosciute queste regole, perché se uno ha bisogno l'altro ha diritto di essere soccorso dal compagno, anche da un punto di vista legale. Ecco, questa è la differenza. E quindi vanno distinte le due cose, ma una non deve sopraffare l'altra. Vincenzo Romania, sociologo dell'Università di Padova. Il tema è ampio, sicuramente oggi se ne parla su tutti i giornali, la stampa rincorre la notizia. Lo Stato deve legiferare perché manca la normativa, l'Italia è un po' l'ultimo paese a non essersi adeguato proprio nel capire, valutare, far rispettare quelli che sono i diritti di base. Parliamo ad esempio banalmente pensioni di reversibilità, piuttosto che accesso all'ospedale del compagno o al carcere qualora il compagno fosse in carcere. Non è riconosciuta la coppia, insomma, in questo senso. Sì, dunque, distinguiamo diversi livelli. Il discorso fatto dal professore in questo momento esplicita o elicita un po' la teoria prevalente, che è quella di introdurre una serie di normative, è sempre quella dell'unione civile, che è un po' il modello tedesco o del centro-mitteleuropa, che portino ad una serie di equiparazioni dal punto di vista dei diritti e anche del trattamento economico. Giustamente lei diceva, ad esempio, pensione di reversibilità, pause del lavoro per assistenza al proprio coniuge, ai propri figli, eccetera, eccetera. Però qui non siamo esattamente al vero nocciolo della questione. Qual è, a suo avviso? Il nocciolo è
il riconoscimento soggettivo della libertà di espressione. Io non la chiamo neanche omosessuale, perché quella è già esistente, perché appunto è anche un termine brutto questo biomedico che lega l'identità all'attività sessuale, ma è omoaffettiva alla fine, cioè la possibilità di riconoscere un istituto giuridico come il matrimonio che permetta, so in questo forse di non essere in questo studio in posizione maggioritaria, a persone di stessa origine sessuale appunto di contrarre un rapporto che io penso sia affettivo, come affettivo per tutti, per famiglie eterosessuali e omosessuali, prolungato. In questo siamo indietro rispetto alla maggior parte anche degli stati cattolici. Il dato forte dell'Irlanda è che la maggior parte dei cristiani irlandesi vuole il matrimonio, ha voluto, ha votato. Io credo che sia importante anche, appunto, come è stato in Italia nel 74 e nel 78 rispetto al referendum sull'aborto, quello sul divorzio, che sono arrivati comunque in ritardo rispetto ad altre realtà, che non ci siano processi legislativi che superino appunto l'espressione di un consenso ampio. È necessario sicuramente, come è stato in Irlanda, ascoltare la gente, permettere a tutti di esprimersi, ma anche rispettare tutte le posizioni in campo. Qual è la differenza tra unione civile e matrimonio? Intanto in Irlanda c'era il modo migliore, fossi io un attivista del movimento gay, sarebbe accettare le unioni civili in questo momento, perché le unioni civili di per sé sono legislativamente molto deboli e sono altamente ricorribili alla Corte europea. In Irlanda siamo arrivati al voto dopo che lo Stato aveva perso tante volte ricorsi di cittadini che ritenevano le unioni civili discriminatorie rispetto al matrimonio. Quindi in questo momento, se noi facciamo questo passo, è un passo comunque a metà rispetto a quello che è l'andamento generale della legislazione in Europa. 2 giorni fa l'Unione Europea appunto, ha approvato un documento di indirizzo che già appunto spingerà la Corte di Strasburgo a dare riconoscimento al diritto soggettivo, ad esempio, della trascrizione, che in Italia è vietata, di matrimoni contratti all'estero. Quindi quello che posso dire è che siamo rimasti in qualche modo, mi dispiace non avere una cartina, avevo promesso di portarla, nella stessa posizione. Una cartina, forse la stessa a cui lei fa riferimento, Sì, se la regia mentre parla vuole mandarla la possiamo Siamo condividere. rimasti nella stessa posizione non dei cattolici ma dei comunisti o degli ex comunisti, cioè tutta l'area est europea, che è anche tutta l'area più omonegativa, cioè l'area in cui si registrano maggiori discriminazioni anche a parte, ecco. Insomma, si è ricreata una cortina di ferro che stavolta si è spinta fino a Genova, se ci ripensate. L'area in arancione sono aree in cui c'è una legislazione che riconosce l'unione civile, sì, che quindi, come diceva lei giustamente, riconosce i diritti di successione, i diritti di assistenza e una serie di altre norme che si applicano anche ad unioni eterosessuali. Però, insomma, ha ragione Casem, e qui chiudo perché non voglio neanche occupare troppo spazio, ha ragione Casem che la famiglia tradizionale va difesa e l'Italia in questo senso è lo Stato in cui si fanno meno figli al mondo, ma non dipende dal mancato, quindi se aumentiamo i diritti dei gay non togliamo niente alla famiglia tradizionale, abbiamo bisogno che le famiglie tradizionali abbiano aiuti forti, molto superiori a quelli che ci sono adesso, nell'affitto, in assegni familiari, eccetera, eccetera. Ma prego tutti di capire che sono delle problematiche differenti. Una riguarda il sostegno alle donne che desiderano avere un figlio e magari ad avercene, perché sono bellissimi, insomma. Assolutamente. È il motivo che... E direi che in Italia questo tipo di investimento non esiste, oggi è estremamente limitato se lo paragoniamo all'Europa in generale. Aiutare una donna a lavorare, a lasciare il lavoro, con il Jobs Act non è così facile, ad avere la sicurezza che quando tornerà avrà la possibilità di continuare a lavorare. E l'altra invece è il diritto soggettivo di garantire a persone che, tra l'altro, si è anche provato tramite una serie di ricerche compiute negli Stati Uniti, prolungano l'affettività, sono più stabili e hanno un benessere psicosociale maggiore, appunto di contrarre nozze se lo desiderano. Ovviamente non parlo come per i valdesi in Italia o come altre chiese protestanti.
Non chiedo che Certo. appunto anche la Chiesa si adegui. Noi non facciamo certamente i teologi, non ci permettiamo di entrare in queste discussioni. Chiedo soltanto che lo Stato dia appunto un istituto come quello del matrimonio civile come diritto soggettivo e costituzionale. Di fatto una cosa non esclude l'altra. Marianna Orlandi, Pro Vita Onlus. Abbiamo sentito il professore dice una cosa non esclude l'altra, supportiamo le famiglie e facciamolo, perché in Italia purtroppo questo non avviene, ma come sostanzialmente nel quantitativo dei finanziamenti non vengono stanziati. Verissimo che non vengono stanziati, che dovrebbero essere stanziati, ma io mi faccio una domanda rispetto a quello che il sociologo ha risposto al professor Casen dicendo una cosa correttissima, ovvero che l'unione civile è la premessa per chiunque abbia studiato un mese di diritto nella sua vita, è la premessa l'unione civile per il matrimonio, cioè tutto quello che non viene concesso in un'unione civile verrà poi concesso perché si ricorrerà alle corti e le corti consentiranno. Detto questo, se ci sarà questa equiparazione, tutto diventerà famiglia. Come potrà uno Stato dire io aiuto un tipo di famiglia e non ne aiuto un'altra e questo non diventare una forma di discriminazione? L'unico modo che abbiamo per tutelare la famiglia è parlare di famiglia, senza neanche aggiungere l'aggettivo tradizionale, perché l'unica famiglia che genera, l'unica dalla quale ognuno di noi presenti è nato, è quella che lei ha chiamato tradizionale. Il resto sono lodevoli amicizie, rapporti affettivi, sessuali, società, chiamiamole società. Però io non posso utilizzare il termine famiglia se per famiglia intendo quella cellula che ha bisogno di aiuti da parte dello Stato. E mi fermerei su un'altra cosa, sottolineerei come errore grave per me l'aver parlato del diritto di una donna ad avere un figlio. Io, O non averlo anche. Sì, io parlerei del diritto del figlio ad avere la mamma e ad avere il papà, a nascere all'interno di una famiglia, ad essere, se adottato da qualcosa che imiti la natura, perché questo è il principio su cui si incardina, e non perché sia, mi scusi però, non deve essere un diritto concesso al singolo, perché è questo alla fine quello che ci muove ad essere contrari a normative che acconsentano l'adozione anche alle coppie omosessuali, perché si riduce poi l'oggetto dell'adozione, perché viene da dire oggetto, non soggetto, no? Questo oggetto d'adozione, il bambino è un bene che la coppia vuole, desidera, ed è giusto, perché poi allora si comincia a dire ma non è giusto che una mamma possa avere un bambino, certo che è giusto, è sacrosanto, ma sarebbe anche, potremmo dire la stessa cosa di una persona single, non sarebbe giusto che avesse un compagno, sì, sarebbe giustissimo, però non possiamo trasformare il desiderio in un diritto. Questo credo che sia un limite fondamentale. Allora, da un lato, attenzione a tutte le persone che credono che l'adozione debba essere per gli eterosessuali e non estesa alle coppie omosessuali, e che non tutti i diritti debbano essere estesi alle coppie, e che passare per le unioni civili significa esattamente fare questo. Lei, mi permetto soltanto un'altra cosa, diceva che non vengono riconosciuti dei diritti. Questo è profondamente errato, nel senso che i diritti ai conviventi vengono riconosciuti, che siano etero o che siano omosessuali, ad oggi in Italia. Ciò che non viene riconosciuto è la prima cosa che lei ha citato, che è la pensione di reversibilità. L'ha citata come se fosse banale, cioè che tutti dovrebbero godere. Se io ho un amico e muoio disgraziatamente, cioè, la pensione che comunque non avrò vista la mia giovane età, visto lo stato in cui versa l'economia mondiale, sì, non è un bene mio, non è qualcosa di cui io posso disporre, è pensata perché in origine, in famiglia, perché ci potesse essere una famiglia, uno dei due stava a casa, non maturava contributi e quindi era giusto che la pensione poi venisse presa da questa persona. Ma allora se questo è il ragionamento dovremmo eliminarla, visto che a casa la donna non ci rimane più, se questo è il ragionamento della pensione di reversibilità. Posso risponderle? Mi consenta in un secondo, ci ho pensato questa mattina perché ho detto allora cosa dovremmo fare, però è anche vero che ha senso ancora, perché se lei lavora e lui lavora, io chiedo a tutte le mamme che sono a casa quanto spendono e quindi quanto non possano accantonare come avrebbero potuto fare in passato, perché
È vero che lavorano tutti e due, guadagnano tutti e due, ma è come se in realtà uno dei due stesse a casa, perché tra asili nido, babysitter e altri modi di... se non ci fosse una questione di reversibilità probabilmente morirebbero tutti appena uno dei due sparisce, quindi non credo che questo sia un argomento... Cosa ne pensa Franca Chiarello? Prego. Allora partirei su una cosa che diceva prima il professore, ossia sul principio su cui si basano le relazioni. Io penso che le relazioni si basino su un'affettività e non sulla procreatività, prima di tutto. La seconda cosa, in natura esiste l'omosessualità, ormai è scientificamente provato, signora si aggiorni un attimo perché insomma lei prima. E in ultima istanza le famiglie, perché stiamo parlando di famiglie, esistono le famiglie, diversi tipi di famiglie, al giorno d'oggi sono uno stato di fatto, cioè esistono famiglie eterosessuali e esistono famiglie omosessuali. Se noi partiamo da questo presupposto, dobbiamo intanto riconoscere anche il ruolo della donna, che non può essere relegato solo a una fattrice come sembra richiedere questo modello di famiglia. Io non credo, insomma, non credo che neanche nelle famiglie eterosessuali ci sia solo questo, perché se andiamo avanti con il ragionamento che ha fatto lei, probabilmente quello che lei intende come famiglia esclude una quantità di famiglie eterosessuali esagerata, perché tutte le famiglie che non procreano sono escluse, cioè se partiamo uomo, donna, bambino, l'uomo e donna allora cosa sono? Mi sembra che stiamo tornando negli anni in cui la Chiesa faceva le crociate contro i matrimoni misti, i matrimoni delle persone di colore o degli schiavi, i matrimoni degli attori perché non erano considerati matrimoni seri. Cioè io credo che insomma gli anni siano anche un po' passati, si possa anche capire che una relazione vive per fortuna sui sentimenti e non è amicizia, è amore. Ecco. No, forse non si rende conto neanche di quello che dice. Le chiedo, no, deve parlare col microfono, se no non la non sentono a vorrei che mi casa. fossero Prego. attribuite cose che io non ho detto. Io non ho detto che l'omosessualità in natura non esiste, non ho detto che le donne devono essere delle fattrici, anche perché non mi sembra fisicamente di essere una fattrice io stessa, mi pare di avere studiato, non mi sembra di avere già fatto 6 figli, mio malgrado, magari forse starei meglio, non lo so. Però non dite la bugia che io ho detto quello che non ho detto. Io riconosco che l'amore ci possa essere fra due donne, fra due uomini. Stiamo dicendo che lei giuridicamente parlava di amicizia prima. Infatti, se usato lei delle parole guardi, molto vedremo la chiare, giustizia. Subito per dopo aver cui- usato il termine amicizia, sono andata alla ricerca di altri termini. Mi dice amore. Parliamo di amore. Le declinazioni dell'amore sono infinite. Perché di quello stiamo parlando, perché se lei Certo. cambia le parole, cambia il senso delle Sì, frasi. mi attribuite quelle Se che lei non ho parla detto, che in però non la finiamo natura più. È riconosciuto Ma solo un restiamo nel modello di merito, ci siamo famiglia, esclude capiti. che dalla natura ci sia tutto il resto. Cioè, ci sono tanti modi per usare le parole, usiamoli in modo corretto. Perfetto. Ecco. In modo corretto, famiglia, io, giuridicamente parlando, lo utilizzo solamente per l'unione tra un uomo e una donna, potenzialmente procreativa. Sbagliando? Allora, si dovrebbe voi- rileggere la Voi lo Costituzione. utilizzate in un altro modo, lei riraga lei la Costituzione all'articolo 29 e tutti i costituzionalisti che hanno scritto dell'articolo 29 sanno bene che il concetto di famiglia a cui si riferisce il Costituente in quel momento è un concetto pre-giuridico, in quel momento hanno un'idea di che cos'è la famiglia ed è questo che vogliono tutelare, perché altrimenti dei parla di rapporti che noi relazioni di instauriamo affinità. tra di noi allo Stato non interessa. Cioè Parla è anche di bellissimo, è relazioni- lodevole. Restando su un aspetto un attimo tecnico che non riguarda l'opposizione etero-omosessuale, l'articolo 29 parla di relazioni di affinità e questo elemento, che è un principio, cioè il fatto che stiamo nella stessa famiglia come household, condividiamo la casa in maniera stabile perché ci vogliamo bene, insomma, diciamo in modo più semplice, ha consentito per esempio il fatto che già le unioni civili esistano per i politici, per esempio, no? Che hanno una serie di... la maggior parte dei politici, tra l'altro lo dicono quasi provocatoriamente, veniamo un Pier Ferdinando Casini, uno dei più grandi difensori della famiglia tradizionale, ha avuto un paio di divorzi
alle sue spalle, ha avuto una serie di rapporti more uxorio, comunque in quanto parlamentare appunto garantiti dalla legge. Ora, come sa bene, ci sono interpretazioni della legge, ma quella che sostiene lei è una delle possibili, e ci sono interpretazioni che rinviano sempre dai principi costituzionali più ampi e anche dei principi precostituzionali, che sono quelli delle dichiarazioni dei diritti umani. Quindi non è una delle cose più difficili, intanto, è l'utilizzo della parola che fa di natura, perché anche il concetto di famiglia naturale è ben diverso dal concetto di famiglia biologica, perché il biologico è quello che procrea in base a rapporti appunto di vario tipo in natura, mentre la famiglia naturale dal punto di vista giuridico non è ex nature, è ciò che non è forzato, ciò che non è basato sull'imposizione. Don Albino, Quindi tutto concorda? ciò Vedevo faceva sì che con la si testa. basa sull'amore, sull'incontro, sulla relazione, sul sentirsi, scusi. No, il problema centrale è che cosa vuol dire amare una persona. Ci sono famiglie distrutte anche tra marito e moglie, ci sono famiglie distrutte anche fra omosessuali, il problema è che cosa vuol dire impegnare la vita per sempre una persona. Io conosco persone in cui sono morti i genitori, rimangono famiglie, io conosco 3 fratelli anziani che si aiutano e sono un'unica famiglia e sono ancora famiglia. Ma Voglio Don dire, Albino, il in questo concetto di senso, famiglia che noi concedere dei abbiamo diritti a famiglie omosessuali mette a rischio la famiglia c'era l'altra cosa che lui diceva, uomo-donna. attenzione, stiamo dentro a un processo, prima accennavo a questo processo, senza la pretesa che io ho ragione e gli altri hanno torto, per È un carità, confronto. siamo dentro a un processo, ma la realtà che noi viviamo oggi, qual è? Qual è? Allora, la mia domanda è, come mi pongo di fronte a questa realtà? La riconosco. Non si tratta di attaccare quelli che fanno la scelta di volersi bene, di fare figli. Mio papà e mia mamma, non vorrete mica sia contro mio papà e mia mamma, che hanno fatto un sacco di figli. Ma sono felicissimo. Voglio dire, la scelta positiva di chi vuole fare questa cosa qua è normalissima, va benissimo questo, ma laddove esistono realtà diverse e si vogliono bene e si amano e impiantano la vita proprio condividendo tutto quanto, il problema che abbiamo è il nostro rapporto non tranquillo col sesso. Il problema che abbiamo, ma non è. Alla fine, Ma in Italia, Don Albino, perché questo, ci sono, cos'è? no, ma è normale, è normalissimo. Io se sto guardando La faccio da dove sono intervenire. partito e dove mi trovo adesso, non mi riconosco più. Ma questo è bello. Il nostro però. rapporto non tranquillo col sesso, Don Albino, lei è un grande. Io vado in pubblicità e torniamo subito dopo a parlarne. Restate con noi. Perché